accordo tra Regione e Trenitalia per le tratte ferroviarie in Sicilia e le iniziative nell'ambito del trasporto gommato. L'intervista alla Presidente della Regione, Nello Musumeci. Il governo della regione siciliana vuole puntare sul rilancio del trasporto ferroviario, naturalmente integrato al trasporto del gommato, delle autolinee, per le aree soprattutto interne dove non arriva il treno. Ma è stato un errore per 70 anni trascurare o abbandonare il trasporto ferroviario. Con Trenitalia abbiamo sottoscritto un contratto di oltre 1 miliardo di euro che varrà 10 anni. Abbiamo preteso puntualità negli orari, abbiamo preteso treni moderni, mentre per quanto riguarda gli autobus, la velocizzazione non la possiamo chiedere a Trenitalia che si occupa del movimento, la chiederemo alle Rete Ferrovie, il cui capo, l'ingegnere Gentile, verrà a Palermo e incontrerò nei prossimi giorni. Chiederemo il potenziamento di alcune tratte importanti. Sul trasporto gommato, come sapete, abbiamo già deciso come governo di comprare 500 nuovi autobus, assieme all'assessore Falcone abbiamo operato questa scelta, metà dei quali sarà dotata di alimentazione elettrica, quindi stiamo anticipando le più avanzate regioni europee. Io vi auguro una buona giornata e tanta salute a tutti.